Primo giorno di scuola in Veneto con il numero di iscritti, sempre abbondantemente sopra le 500.000 unità, comunque in flessione, segno che il decremento demografico non si deve soltanto agli indigeni, ma anche agli stranieri non più così prolifici. Un anno che inizia con due questioni cruciali: il numero di cattedre ancora vacanti, quasi 8.000, e di ragazzini di nido e materne Novax, cioè non vaccinati, attorno alle 7.000 unità. Numeri questi davvero sconcertanti, che offrono eloquentemente l'idea di un ambito fondamentale, quale quello educativo, alle prese con aspetti significativi per il buon funzionamento dell'istituzione principale deputata alla crescita delle generazioni che verranno, per smorzare le inevitabili tensioni che queste problematiche comportano e per far sentire la vicinanza di un'altra istituzione pubblica fondamentale come il Comune. Il sindaco di Verona, Federico Sboarina, si è recato personalmente a salutare ragazzi e insegnanti nelle scuole primarie e cittadine. È un'emozione che penso ognuno di noi ricordi, e quindi anche per i bambini, soprattutto delle prime, è un'emozione che poi gli resterà per tutta la vita. È un momento importante della loro vita, un momento importante tra l'altro, e di questo ringrazio tutti gli insegnanti che formeranno i nostri bimbi e le nostre bimbe nei prossimi anni, tutti i genitori, perché fare il genitore è un mestiere difficile, ma insomma per il bene dei nostri bambini è la cosa più bella che si possa fare. Quindi oggi ho fatto questo giro per augurare a tutti loro un buon anno scolastico, perché impareranno tante cose nella speranza anche che si divertano tanto.